Per il porto di Rapallo sta per concludersi la prima estate con il nuovo regolamento. Aggiornato dopo 40 anni ed un riassetto strutturale dell'approdo, gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi del 2018, il documento ha contribuito a regolamentare in maniera efficace il traffico più intenso dei mesi estivi. Delle novità sicuramente più importanti è la disciplina dell'ingresso e dell'uscita degli yacht fino a 61 metri e mezzo. Con determinate prescrizioni e con determinati vincoli. Questo è stato fatto in maniera da garantire appunto sempre la sicurezza della navigazione in un porto, il porto Carlo Riva, di livello sicuramente internazionale e che appunto era necessario regolare in una determinata maniera. L'estate 2026, oltre alle novità introdotte nel contesto di un riassetto normativo dell'Ufficio Circondariale Marittimo, è stata caratterizzata dai consueti controlli sulla sicurezza in mare sia per chi naviga sia per i bagnanti. Sì, soprattutto nel periodo estivo, ma anche nel periodo invernale siamo presenti nelle acque del nostro circondario per effettuare controlli ai diportisti soprattutto affinché rispettino sia la normativa del codice della nautica da diporto per quanto riguarda contratti di noleggio e locazione, il rispetto delle dotazioni di sicurezza di bordo e della documentazione necessaria per navigare, oltre al rispetto appunto delle distanze dalle spiagge, dalle coste a picco, a garanzia dei bagnanti, soprattutto nel periodo estivo. Per il tenente di vascello Donato Florio si conclude un mandato breve di poco più di un anno, ma intenso, che ha portato molte novità e una sempre maggiore attenzione per il nostro mare. Ci sono state tante attività, nonostante l'anno non sia concluso, un'attività interessante, frizzante, soprattutto in una comunità così viva come il Tigullio. Come trova il nostro mare? È un mare bellissimo che assolutamente va tutelato e quindi in questo senso il nostro contributo lo ritengo fondamentale per tutelare questo bene prezioso a favore di tutta la comunità.